Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13. La puntata di oggi è dedicata al tema della salute, l'argomento, lo vedete, sono i tumori del fegato e delle vie biliari. Pensate che più del 70% dei casi di tumori primitivi al fegato è legato a fattori di rischio come l'infezione da virus dell'epatite B e C. Oggi, nell'ora che passeremo insieme, cercheremo di capire come avviene la diagnosi ma anche le nuove frontiere terapeutiche e non da meno l'importantissimo ruolo della prevenzione. Ne parliamo in compagnia del mio ospite in studio con me. Ho il piacere di avere il professore Giacomo Zanus, direttore della quarta chirurgia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ben trovato. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ecco, ricordiamo naturalmente che siamo in diretta, dunque aspettiamo le vostre telefonate, naturalmente sul tema di cui parliamo oggi. Il numero lo vedete ed è lo 0422 1626 798. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, dottore, lei è direttore della quarta chirurgia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Di che cosa si occupa questo reparto? Allora, la quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso è un ospedale di grande e lunghissima tradizione chirurgica. Ci sono stati dei grandi operatori che hanno portato avanti questo tipo di attività, va bene, tra cui ricordo il professor Corsini, ricordo poi il professor Di Falco, il professor Bassi, il professor D'Ambrosio, quindi una lunghissima tradizione. Di cosa ci si occupa fondamentalmente? È una chirurgia che funziona a tutto tondo per quanto riguarda le problematiche della chirurgia addominale, quindi tutto l'apparato digerente. In particolare noi abbiamo poi una particolare expertise su fegato, vie biliari, pancreas, ma ci interessiamo anche di stomaco, colon, che è patologia frequentissima, nonché la trapiantologia di rene, perché abbiamo acquisito dalla terza chirurgia e abbiamo tutto un programma in questo senso estremamente articolato, e non ultimo la traumatologia, perché il pronto soccorso, che è un pronto soccorso che svolge un lavoro fondamentale, veramente importantissimo nell'ambito della nostra provincia, ha spesso malattie, spesso pazienti incidentati che provengono poi dalla strada, che comportano problematiche traumatologiche che devono essere trattate rapidamente, e questa è una appunto delle nostre vocazioni principali dal punto di vista chirurgico. Mi immagino insomma che essere direttore di un reparto che si occupa di così tante tematiche sia molto impegnativo. È impegnativo, noi abbiamo più di 50 letti, abbiamo 2 sale operatorie che funzionano durante la giornata e una sala operatoria che è attiva tutta la notte, quindi abbiamo un'attività, siamo on call praticamente 24 ore su 24. Personale, io ho trovato, ecco perché questo mi consente anche di fare una piccola precisazione. Io sono arrivato a Treviso dall'Università di Padova da ottobre nell'ambito di un programma di collaborazione tra l'Università di Padova e l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, e quindi ho trovato qui, quando sono arrivato, veramente delle professionalità di altissimo livello, sia dal punto di vista medico, come personale che ho adesso che collabora con me nell'attività chirurgica quotidiana, ma anche per quanto riguarda le altre specialistiche, quindi tutti gli altri professionisti che ho incontrato all'interno dell'ospedale sono veramente di grandissimo valore, delle eccellenze assolute. E poi devo dire che nella mia attività quotidiana vengo supportato costantemente da un personale infermieristico di reparto e di sala operatoria veramente di primo livello. Veramente questo mi ha consentito che cosa? Di poter trasportare lo stesso tipo di attività chirurgica che facevo all'Università di Padova qui a Treviso. Nell'ambito di questa collaborazione dicevamo che mi consente, ecco, di sottolineare un orgoglio della nostra università e del nostro ospedale, questa collaborazione veramente sentita, importante, concreta tra quella che è l'università, il rettore in primis, che ha fortemente voluto lo sviluppo del polo universitario di Treviso, con programma che è stato recepito e sposato con grande entusiasmo dal nostro direttore generale, da Francesco Banazzi, che devo ringraziare costantemente perché mi mette a disposizione tutti i giorni strumentazione, mezzi, risorse, senza cui non potrei fare quei trattamenti sul fegato di cui parleremo, spero. Si traduce dunque in questa collaborazione tra l'Università di Padova e l'ospedale di Treviso, cioè l'avere a disposizione insomma, delle tecnologie e delle professionalità
insomma, che possono essere maggiori? È una collaborazione molto articolata, diciamo che possiamo riassumerla in 3 aspetti fondamentali. In primo luogo abbiamo l'assistenza, noi dobbiamo fornire l'assistenza al cittadino e al paziente poi quando arriva in ospedale, e qui rientra l'ambito della prevenzione di cui magari parleremo più tardi. Ma oltre all'assistenza verso il malato, l'università inevitabilmente comporta anche il bisogno di ricerca. La medicina deve muoversi, deve aggiornarsi, deve continuamente acquisire le nuove metodiche, i nuovi dispositivi, e questi noi dobbiamo metterli a disposizione, e parliamo di dispositivi e protocolli procedurali e terapeutici che sono diffusi in ambito internazionale, in ambito mondiale. L'università ci consente questo, quindi di recepire ciò che di nuovo viene creato, istituito nell'ambito medico, e di sperimentare poi a nostra volta. Ricerca quindi, dicevo, accanto all'assistenza, ma anche c'è una mission che è la didattica. La sanità oggi è purtroppo alla ribalta per la carenza di medici. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di formare i giovani medici. Io ho degli specializzandi che sono fantastici, bravissimi, che lavorano come reparto tutti i giorni, notti comprese, e rappresenteranno poi il futuro della classe medica e della classe chirurgica. Quindi anche la formazione, la capacità quindi di creare nuove professionalità è sicuramente fondamentale. Ecco, andava sicuramente, insomma, spiegato un po' questa collaborazione e naturalmente anche di cosa si occupa la quarta chirurgia. Entriamo nel tema di oggi, parliamo di tumori al fegato. Che organo è il fegato? Quali sono le sue funzioni? Partiamo proprio dall'inizio, professore. Il fegato è un organo meraviglioso, è un organo meraviglioso, affascinante, perché svolge una miriade di funzioni. È un organo che è fondamentale e senza il quale il paziente non ha possibilità di sopravvivere. Proprio per questo dimostra la centralità nell'ambito del metabolismo generale del nostro organismo. È un organo che non può essere sostituito. A tutt'oggi noi non siamo ancora in grado di riprodurre o di utilizzare in qualche modo un dispositivo medico, come ad esempio avviene per la dialisi, come per il rene, per l'insufficienza renale, o come avviene per esempio per il cuore con i device cardiaci. Noi non siamo in grado di utilizzare una strumentazione, un dispositivo che sopperisca alle funzioni del fegato. Quindi questo non esiste una macchina che lo possa rimpiazzare? Sono stati fatti vari tentativi, ma tutti hanno fallito perché riuscivano in qualche modo a superare una problematica, una o alcune, ma non tutte, proprio perché il fegato è centrale. Il fegato è un organo che, quindi vi dicevo, fondamentale nell'ambito per esempio del metabolismo degli zuccheri, funziona come deposito per gli zuccheri, deposito del glicogeno. Il fegato poi ha un effetto purificatore, per quanto diciamo purificatore per semplificare, sul sangue, va bene, e elimina tutta una serie di sostanze tossiche. Le sostanze tossiche, per esempio tossine che vengono riassorbite a livello del tratto intestinale, da cui il sangue poi arriva procedendo verso il cuore, passa e viene filtrato attraverso il fegato. Ma il fegato poi ha una funzione, quindi oltre che purificatrice, anche una funzione sintetica, produce tutta una serie di fattori della coagulazione, per esempio sono fondamentali per i sanguinamenti. Quando un paziente va in insufficienza epatica e si blocca questa capacità produttiva di fattori di coagulazione, sanguina in maniera irrimediabile, in maniera mortale. Oltre a questo abbiamo produzione poi dell'albumina, per esempio, quindi di proteine che hanno un ruolo fondamentale nell'ambito dell'organismo. Quindi interviene poi anche in tutta una serie di meccanismi di tipo immunitario, perché le cellule del fegato hanno la capacità di presentare alcuni antigeni delle eventuali batteri che possono entrare nell'organismo e quindi favorire una reazione immunitaria. Il fegato quindi è inserito in un ambito, praticamente interviene in tutti i processi, non ultimo quello digestivo, in cui con la produzione della bile, la famosa bile, va bene, questa viene poi conservata nella cistifellea e poi immessa nel tratto intestinale al momento del passaggio del cibo, e questa favorisce la digestione per esempio dei grassi. Quindi vedete come è fondamentale. Tante funzioni, tutte fondamentali. Nella prima slide però abbiamo visto anche una frase molto importante che vorrei ci spiegasse. C'è scritto che è un organo capace di rigenerarsi. Che significa? Proprio per questo ruolo fondamentale nell'ambito del nostro organismo, la natura lo ha progettato in maniera tale che è l'organo che riesce a rigenerarsi. Questo lo avevano visto già
i combattenti, gli ateniesi, no? I greci nelle battaglie Atene e Sparta, vedevano come i caduti in guerra che sopravvivevano, che avevano lacerazioni da traumatiche, no? da colpi di spada, e in cui fuoriusciva il fegato, si vedeva che c'era questa capacità di ricrescere di quest'organo strano, di questo color vinaccia che era presente nella zona sottocostale. Da lì è nato poi anche il mito di Prometeo non riproduce altro che la capacità di rigenerazione del fegato, l'aquila che va a beccare il fegato del buon Prometeo, quindi tutti i giorni, perché? Perché lei se ne ciba, ma durante la notte il fegato rigenera, e quindi questo è quindi notizia antica. Ed è un dato fondamentale, come vedremo poi per quanto riguarda l'aspetto terapeutico, perché sarà proprio su questa capacità che noi puntiamo per quanto riguarda tutta una serie di interventi che possiamo andare ad eseguire sul fegato. Proprio perché sappiamo che l'organo può rigenerare, noi possiamo asportarne porzioni svariate, anche importanti, anche fino al 70-80% del fegato può essere asportato, in condizioni particolari, in casi selezionati, confidando poi nella capacità rigenerativa di quest'organo meraviglioso. Dunque abbiamo detto, riassumendo, che è un organo capace di rigenerarsi, che non può essere sostituito da una macchina, però andiamo nel dettaglio del tema di oggi. Il tumore del fegato compare tra i 5 tumori più frequenti in Italia nel 2018, è così, dottore? Purtroppo il fegato, nonostante questa sua generosità, diciamo così, viene attaccato dal processo tumorale. Ecco, qui mi permetta quando parliamo di tumore dobbiamo sempre differenziare. Il termine tumore vuol dire nulla. Ci sono varie forme tumorali, quindi ogni tumore fa storia a sé e ogni organo ha determinate caratteristiche. Un passettino indietro, giusto perché i nostri telespettatori possano capirci. Il fegato è costituito globalmente da 2 blocchi dal punto di vista citologico di cellule. Gli epatociti, che sono le cellule che costituiscono propriamente il fegato, e le cellule delle vie biliari. All'interno di questo organo ci sono dei piccoli cunicoli lungo i quali decorre e defluisce poi la bile che va a raccogliersi nella cistifellea e poi passa in intestino. Diciamo che le forme neoplastiche principali interessano ovviamente questi 2 tipi di cellule, prevalentemente gli epatociti, cioè le cellule del fegato, e dando origine all'epatocarcinoma. Quando invece il tumore riguarda le cellule delle vie biliari abbiamo il colangiocarcinoma. Questo per quanto concerne i tumori primitivi del fegato, cioè i tumori che nascono all'interno del fegato. Poi c'è tutto un capitolo importantissimo e di grandissima attualità, anche per le nuove scoperte che sono state fatte, ed è quello delle metastasi epatiche. Quindi sono i tumori cosiddetti secondari, che sono tumori in cui la patologia tumorale nasce in altra sede, per esempio nel colon, nel retto, nel pancreas, nello stomaco, e causa il drenaggio, causa il passaggio del sangue da questi organi, il sangue venoso transita poi da questi organi verso il fegato che ha questa azione di filtro, cellule malate possono staccarsi e attraverso il torrente ematico arrivare al fegato, insediarsi lì e dare origine alle metastasi, che sono ovviamente pericolosissime perché anche queste possono portare a una sostituzione dell'organo, portano alla perdita della funzione del fegato e quindi divengono sostanzialmente mortali. Quindi due situazioni, tumore primitivo, tumore secondario, quindi questo è importante. Poi ci sono tutta una serie di altre problematiche, se avremo tempo magari potremo discutere anche dei tumori benigni del fegato, che sono sempre forme tumorali, ma che non hanno nessuna poi valenza dal punto di vista di quella che è la prognosi del paziente, che però sono importantissime, anche perché sono diffusissime. Faccia conto che un paziente su 10 presenta o una cisti o un angiomino o un adenoma o un'iperplasia nodulare del fegato, e che spesso rappresentano motivo di grande apprensione per il malato, motivo di difficoltà procedurale da parte del medico di medicina generale che si trova la lesione del fegato e deve dare una risposta al paziente, e che alle volte anche per noi specialisti rappresentano delle difficoltà dal punto di vista interpretativo. Noi pensi che tutti i martedì noi oggi quindi ci troviamo con radiologi, oncologi, gastroenterologi, internisti a discutere casi appunto di questo tipo, proprio perché oggi la medicina è multidisciplinare e quindi queste problematiche, magari in quel piccolo nodulo, deve essere poi affrontato e studiato sentendo le varie professionalità. Sotto vari punti di vista. Noi ci fermiamo per una piccola breve pausa di pubblicità, torneremo a parlare subito dopo di tumori del fegato e delle vie biliari, a tra poco.
Ben ritrovati in studio, ore 13, quest'oggi dedicato alla salute. Stiamo parlando di tumori del fegato e delle vie biliari. Abbiamo detto poco fa che il fegato compare tra i 5 tumori più frequenti in Italia nel 2018. Allora io chiedo al professor Zanus, qual è l'incidenza dello sviluppo di questa forma neoplastica? Allora, parliamo di tumori nella loro globalità del fegato, quindi la quinta neoplasia in Italia, all'incirca nel mondo, se andiamo a pensare alla ridistribuzione globale nel mondo, arriva ad essere la quarta neoplasia nel mondo, perché ci sono territori in cui magari la cirrosi, o meglio ancora l'epatite B e l'epatite C sono endemiche, quindi lì l'incidenza è molto più elevata. Diciamo che quinta neoplasia in Italia, ma è la quarta causa di morte per neoplasia. Va bene? Quindi gli italiani che si ammalano di tumore, globalmente che si ammalano di tumore, per quanto riguarda poi la patologia tumorale del fegato, capite, muoiono in maniera elevata. Fate conto che ogni anno vengono diagnosticati all'incirca 10-11 mila casi di neoplasia del fegato con 8.000 decessi. Questo vi dà la misura di quanto importante e quanto grave sia questo tipo di patologia e quanto difficile ne sia la gestione. Tende ad essere, nell'ambito appunto, se vogliamo parlare un po' di epidemiologia, è più colpito il sesso maschile rispetto al sesso femminile. Ecco, forse anche con l'aiuto di una slide riusciamo a capire appunto se l'incidenza riguarda maggiormente gli uomini o le donne, e anche di che età, se si può tracciare, diciamo così, una linea. Maggiormente gli uomini, va bene, rispetto alle donne. E questo perché? Per tutta una serie di fattori, ma ciò che è fondamentale anche per quanto riguarda l'età in cui l'incidenza maggiore della neoplasia del fegato è attorno dai 50 ai 70 anni, questa è correlata a che cosa? Correlata allo sviluppo della cirrosi. Per quanto riguarda il tumore primitivo del fegato, quindi l'epatocarcinoma, questo nome che è altisonante ma foriero di 1000 problemi, l'epatocarcinoma tende a insorgere nel 95% dei casi su un terreno cirrotico, cioè il fegato deve essere già ammalato, quindi molto raro che insorga su fegato sano. La cirrosi da cosa è determinata? La cirrosi può essere determinata da svariate problematiche, ma non pensiate che la cirrosi, quando un paziente risulta affetto da cirrosi, sia per forza di cose uno che beve, che si ubriaca. Non è più così, non è più così. Ormai oggigiorno possiamo dire che intorno al 20% dei nostri cirrotici abbiano come eziologia l'abuso degli alcolici. Che cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo, allora avete in alto a sinistra, quella è un epatocarcinoma, vedete quella è la massa, una massa che si è instaurata nel fegato espiantato. Quello è un fegato che ho espiantato alcuni anni fa e che poi ho sostituito con un fegato sano. Ma la massa grigiastra che si vede, quello è l'epatocarcinoma. La parte invece color vinaccia, che magari tutti conoscono, anche perché magari a quest'ora qualcuno di fegato adesso se ne sta interessando, va bene, ma l'aspetto color vinaccia, color marrone, quello invece è il fegato sano, l'aspetto tipico del fegato sano che vediamo anche magari in macelleria. In alto a destra invece vedete un fegato cirrotico, un fegato completamente sostituito, completamente danneggiato, e l'organo in risposta a un danno legato al virus, generalmente virus B o virus C, oppure l'insulto dovuto all'alcol, oppure a degli errori del metabolismo del ferro, del rame, il fegato risponde in questa maniera, risponde cercando di sostituire le cellule danneggiate e va incontro alla produzione di tutta una serie di noduli, va bene, che sono quelli che si evidenziano bene, quella micronodulia che si vede sulla foto in alto a destra. Più sotto invece c'è un esempio di un colangiocarcinoma, quindi un tumore che interessa le vie biliari, quindi non gli epatociti, ma le vie biliari, i duttuli biliari, quelli che veicolano la bile all'interno del fegato. Vedete come l'incidenza ci siano 13 casi per quanto riguarda il sesso maschile ogni 100.000 abitanti, invece il dato crolla nel sesso femminile fino a 4, vedete, da 13 a 4 ogni 100.000 abitanti, e questo probabilmente è testimonianza in qualche modo di una qualche protezione che il sesso femminile sicuramente ha. Si pensa magari all'assetto ormonale, ma anche magari gli stress lavorativi oppure gli stili di vita che magari nell'uomo differiscono rispetto alla donna. Ecco, chi sono
sono i soggetti più predisposti a sviluppare questo tipo di patologia? Cioè esistono dei fattori di rischio? Allora, dei fattori di rischio esistono. Quello che vi dicevo precedentemente, cioè per quanto riguarda i tumori primitivi del fegato, il fattore principale predisponente è un'infiammazione cronica dell'organo. Vale a dire infiammazione cronica che può manifestarsi o con un'epatite, va bene, oppure con la cirrosi vera e propria. Nel 95% dei casi, ribadisco, l'epatocarcinoma insorge su paziente su fegato cirrotico. Solo una minima percentuale può insorgere invece su fegato sano e lì possono entrare in gioco tutta una serie di problematiche, per esempio l'uso degli anabolizzanti che possono favorire degenerazioni a livello del DNA delle cellule epatocitarie con formazione poi dell'epatocarcinoma. Poi ovviamente tutta una serie di stili di vita. Gli stili di vita inevitabilmente predispongono tutto ciò che predispone a un danno dell'organo e del fegato, come per esempio un'assunzione smodata di alcolici, una cattiva alimentazione, il fumo anche, che è dibattuto. Il fumo non fa male solo ai polmoni, ma fa male anche al fegato. Ci sono alcuni nuovi lavori in letteratura che dimostrano questo tipo di correlazione. Poi una serie di aspetti, questi legati forse al tema della sua domanda, se esiste una predisposizione, gli errori del metabolismo, cioè noi abbiamo nel nostro metabolismo, nel nostro organismo, vengono processate tutta una serie di sostanze, tra cui il ferro e il rame per esempio. Ecco, in queste situazioni in cui congenitamente abbiamo un danno enzimatico, questi pazienti non hanno la capacità di smaltire in maniera adeguata il ferro oppure il rame, c'è una situazione di accumulo e questo determina poi un danno nel fegato con lo sviluppo della cirrosi. Ma un altro aspetto mi consenta di dire, che sarà un pochino l'aspetto probabilmente del futuro, ed è quello delle malattie metaboliche. Cosiddette NASH, ne sentirete e i nostri telespettatori ne sentiranno sempre più parlare in futuro, ma vale a dire la steatosi epatica. Che cos'è la steatosi epatica? La steatosi epatica è un accumulo abnorme di grassi all'interno delle cellule epatiche. Dieta smodata con, come vedremo magari poi successivamente, assunzione di grassi animali, alimentazione non corretta, il fegato ingrassa. Si riproduce nell'uomo quello che noi siamo abituati a vedere magari a Capodanno quando mangiamo il patè di fegato d'oca, quello è un fegato ingrassato. Lo stesso procedimento si registra anche nel fegato del paziente obeso, nel paziente che ha una cattiva alimentazione, e anche qui l'accumulo di grassi comporta un danno cellulare e sviluppa a lungo andare, un 20-30% dei casi, questo può dare origine a una cirrosi. Vedete come il punto di arrivo è sempre quello: cirrosi, infiammazione cronica di questo fegato e da lì sviluppo del tumore. Ma perché questo? Perché il fegato, la natura cerca di rispondere al danno correggendo, riparando le cellule malate, le cellule che sono andate distrutte, e questa proliferazione cellulare, come sempre avviene purtroppo quando qualcosa non funziona o qualcosa si perde di regolazione, comporta poi la degenerazione neoplastica. Senta dottore, per alcune patologie esiste una certa familiarità, nel senso che possono essere congenite. Esiste anche in questo tipo di patologia oppure non è stato ancora dimostrato? Diciamo che non c'è ancora un'evidenza, però sicuramente una familiarità c'è, cioè noi abbiamo dei nuclei familiari in cui evidenziamo la comparsa con una certa frequenza di patologie, per esempio la patologia neoplastica epatica, lo possiamo avere però in tutta un'altra serie di forme tumorali. Probabilmente c'è un danno a monte di tipo congenito nella capacità di riparazione del DNA, che poi è alla base di quella che è la sregolazione della proliferazione cellulare e di tutti quei meccanismi di controllo, perché il nostro organismo, il nostro sistema immunitario è progettato per cercare di individuare il danno, la cellula che ha un danno per esempio al DNA, e l'organismo cerca poi di ripararlo per mettere fine a una rischiosa proliferazione che poi darebbe origine al tumore, cosa che appunto purtroppo avviene in alcune famiglie più che in altre. Poi tutta questa serie, l'aspetto mi diceva della familiarità per i tumori del fegato, chiaro che c'è anche questo stile di vita che interviene, cioè tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato poc'anzi contribuiscono insieme ad una predisposizione a favorire l'insorgenza poi della neoplasia.
È un tumore subdolo perché è asintomatico, quindi non si presenta con dei sintomi chiari ed evidenti, ed è un po' questo, insomma, la problematicità iniziale di questo tumore. Questo è un punto importantissimo, perché è un tumore che non si fa notare, non si fa sentire, è estremamente subdolo, lei ha detto benissimo, perché quando dà sintomatologia rischia di darle una situazione in cui il paziente ormai non è più trattabile. Da qui l'importanza dei controlli, l'importanza della prevenzione, cioè tutti i pazienti che per esempio abbiano una situazione nota di cirrosi o di malattia del fegato, in qualche modo di infiammazione del fegato, devono sottoporsi a dei controlli periodici, a una sorveglianza, quella che noi chiamiamo la sorveglianza, che chiaro non vuol dire da qui fare esame ogni settimana, cioè non dobbiamo cadere nel senso opposto, ma periodicamente la letteratura internazionale porta per esempio i 6 mesi, la sorveglianza prevede un controllo con esami del sangue e magari con l'ecografia e visita del medico, possibilmente dello specialista, di un esperto in problematiche epatiche ogni 6 mesi, che è una cadenza tutto sommato accettabile. Chiaro invece nel soggetto sano, nel soggetto propriamente sano che non ha problematiche di fegato, è sufficiente un monitoraggio annuale. Qui subentra il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale, con cui noi stiamo istituendo una bella collaborazione con la quarta chirurgia, con l'ospedale di Treviso e con i medici di medicina generale del territorio, in cui abbiamo già fatto alcuni incontri, proprio per sensibilizzare questo aspetto. Che massima attenzione, anche la minima alterazione di un esame deve indurci quindi ad approfondire il dato, per esempio le famose transaminasi. Quando un paziente ha delle transaminasi elevate non possono essere, come avveniva una volta, così dimenticate dicendogli bevi meno, cosa che magari si sentiva dire alcuni decenni fa, ma va approfondito un dato. Questo è un dato biomorale, cioè un dato che si ottiene normalmente da un prelievo di sangue. Transaminasi mosse sono generalmente segno che qualcosa nel fegato probabilmente non sta andando, può essere un qualcosa di assolutamente transitorio, ma che merita comunque un approfondimento. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo a parlare di questo tra pochissimo, perché insomma è un tema che approfondiremo a tra poco. .org. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, torniamo a parlare di tumori del fegato. Poco fa insomma abbiamo detto che ci sono alcuni segnali che non vanno trascurati, ad esempio se io faccio l'analisi del sangue c'è qualche parametro che potrebbe indurmi a pensare che insomma va approfondito qualcosa? Allora, con gli esami del sangue, avevamo accennato prima alle transaminasi, c'è poi tutta una serie di parametri, transaminasi, la gamma GT, la fosfatasi, ma soprattutto la bilirubina, che sono valori biomorali importanti assieme all'assetto coagulativo per capire se il fegato in qualche modo sta zoppicando. Poi, attenzione, aspetto importante, i marcatori. I marcatori sono dibattuti per la loro, marcatori tumorali, marcatori neoplastici, la loro funzione è dibattuta, però l'alfa-fetoproteina per quanto riguarda le patologie primitive del fegato, oppure il CEA, il CA19-9 per quanto riguarda per esempio forme di tipo metastatico, anche questi sono valori estremamente importanti che andrebbero richiesti magari annualmente, dopo i 50 anni, esecuzione di esami, un check-up con esami biomorali andrebbe fatto. Diceva sintomatologia. Sì, abbiamo detto che è un tumore subdolo perché non si presenta con dei sintomi specifici. Dicevamo non si fa sentire, quando si fa sentire spesso è una situazione ormai molto avanti, ma gli aspetti fondamentali che devono ovviamente essere poi valutati non tanto dal paziente in sé ma dal medico di medicina generale o dallo specialista, per esempio dolori che riguardano la zona di destra, il fianco destro, la regione sottocostale, difficoltà di tipo digestivo, la presenza, la comparsa magari di una tumefazione a livello sotto l'arcata costale, oppure un colorito che tende verso il giallo fino proprio all'ittero, la cosiddetta iterizia, no, dei nostri nonni, quando il paziente assume un colorito francamente giallo, lì allora bisogna assolutamente intervenire ed approfondire. Può essere un problema di fegato, ma potrebbe anche essere un problema di pancreas. Ecco, perché insomma potrebbe essere
questi sintomi in parte confusi anche con altri tipi di patologie? Lei pensi che a livello addominale, mi insegnavano i miei maestri, l'addome è la tomba del chirurgo, perché l'addome spesso abbiamo delle sintomatologie che sono le più varie, che possono orientarci verso organi completamente diversi, quindi è estremamente difficile. Da qui la necessità di afferire a specialisti per quanto riguarda la patologia del fegato. Abbiamo parlato di sintomi, abbiamo parlato di cause, abbiamo parlato in parte di diagnosi, parliamo ora della cura. Ci sono delle terapie specifiche che possono essere utilizzate a seconda dei vari tumori che abbiamo descritto? Sì, allora una premessa fondamentale: oggi nella terapia del fegato dobbiamo parlare in termini multidisciplinari, cioè non esiste più la figura, come magari ricordiamo degli anni 50-60, il chirurgo, quindi l'unico artefice della guarigione o in qualche modo del percorso terapeutico del paziente. Oggi c'è il concetto fondamentale, la filosofia fondamentale, che è la multidisciplinarità. C'è il chirurgo, c'è il radiologo, c'è l'epatologo, c'è l'oncologo. Anche se l'oncologo, per quanto riguarda la patologia primitiva, l'epatocarcinoma, ha ancora un ruolo limitato. Direi che invece fondamentale resta l'azione del chirurgo. Per quanto riguarda il tumore primitivo, la chirurgia, l'asportazione del pezzo, l'asportazione del nodulo, della neoplasia resta il gold standard, cioè resta la procedura ideale per il paziente. Ma noi vediamo che purtroppo, proprio per la presenza di una malattia sottostante, la cirrosi appunto, spesso la capacità di resezione, la possibilità di resecare, di asportare il tumore è limitata nel malato con neoplasia del fegato, e all'incirca le casistiche riportano 30-35% dei pazienti che hanno una neoplasia del fegato possono essere veramente resecati. Per quanto riguarda il tumore secondario, quindi le metastasi, anche qui generalmente le metastasi insorgono su una situazione di fegato sano, però anche qui magari proprio questo aspetto subdolo per cui il paziente non avverte sintomatologia e la diagnosi arriva tardiva, anche qui ci attestiamo attorno a 30, 35, forse 40% nei centri superspecializzati di possibilità di intervenire chirurgicamente. La chirurgia quindi non è sempre fattibile. Quando non è fattibile dobbiamo trovare comunque dei correttivi che possono essere trattamento di tipo radiologico, con delle tecniche particolari per via angiografica si vanno ad iniettare delle microsfere, delle particelle contenenti il farmaco, direttamente con un cateterino si arriva all'interno del fegato e si inietta a pioggia sull'intero organo. Quindi la chemioterapia sistemica, quella che conosciamo noi tradizionale con la flebo, quella non è generalmente quella indicata per quanto riguarda il paziente con neoplasia. Senta, lei in apertura di puntata ha detto che la medicina deve sempre aggiornarsi, deve sempre evolversi, deve essere sempre in continua evoluzione. Ci sono delle novità che stanno venendo avanti proprio nell'ambito delle terapie? Nell'ambito, adesso abbiamo una novità fondamentale, che è la radicale cambiamento dell'approccio al chirurgico al fegato. Oggi siamo sempre più mini-invasivi, cioè il ricorso alla laparoscopia. Il taglio tradizionale, che è ancora ovviamente fondamentale, però tendiamo ad utilizzarlo sempre meno frequentemente, e invece è generalmente mandatorio oggi l'approccio laparoscopico. Cioè, cosa vuol dire laparoscopico? Mini-invasivo, con i 3, 4, 5 forellini attraverso i quali, con pazienti in anestesia generale, perché addormentato, si entra con la telecamera e con delle sonde e si lavora in maniera mini-invasiva. Un approccio, quello laparoscopico, che vale sia per quanto riguarda la resezione, l'asportazione dei noduli, ma anche per quanto riguarda la bruciatura, che quindi, dicevo, quando non possiamo asportare il nodulo, però lo possiamo comunque trattare, per esempio bruciandolo. Come lo bruciamo? Lo bruciamo con le microonde. Oggigiorno con delle antenne, queste tecnicamente si chiamano antenne, ma in realtà sono dei lunghi aghi che noi introduciamo in laparoscopia nel paziente, li controlliamo con la sonda ecografica durante l'intervento, centriamo il bersaglio e poi col microonde, che utilizza la stessa tecnica di cui si avvale il microonde per scaldare le lasagne a casa, va bene, noi andiamo a cucinare il paziente. Oggi no,
cioè va di moda lo chef e quindi anche noi chirurghi in qualche modo abbiamo cercato di ritagliarci un ruolo. Li cuciniamo, in alcuni casi arriviamo a cucinare questi noduli sia primitivi che secondari. E questa tecnica però non è alternativa, come spesso mi chiedono alcuni pazienti, ma sono tecniche di associazione. Possiamo reseccare un pezzo di fegato e bruciarne un altro. Questo per evitare di indebolirne troppo, quindi lasciare magari ancora integra una buona quantità di fegato e confidando poi nella capacità di rigenerazione che ha l'organo. Perché questo? Perché la chirurgia oggi è una chirurgia iterativa, cioè esiste una chirurgia in 2 tempi, in 3 tempi. Operare un paziente, una volta il paziente è stato operato, questo non comporta la inoperabilità successiva, ma noi possiamo asportare una parte, aspettare che il fegato rigeneri e poi andare a portare via la parte magari nel fegato, nella porzione controlaterale di fegato. Quindi abbiamo tecniche veramente oggi che stanno sempre più sviluppandosi nel senso anche dell'aggressività chirurgica. Poco fa abbiamo intravisto una slide con un titolo insomma un po' complicato da capire, termoablazione. Termoablazione è proprio questo, cioè l'utilizzo della radiofrequenza. Termoablazione vuol dire che noi andiamo ad ablare, andiamo ad asportare, andiamo a distruggere il nodulo utilizzando il calore. Una volta si utilizzava la radiofrequenza, oggi utilizziamo le microonde perché funzionano meglio, perché riescono a bruciare meglio le lesioni del fegato indipendentemente da alcuni aspetti. Per esempio il nodulo vicino a un vaso sanguigno, quando noi andiamo a bruciarlo, il sangue passando tende a raffreddarlo e quindi tende a ridurre la capacità di distruzione, la capacità terapeutica della nostra procedura. La radiofrequenza quando bruciava un nodulo vicino a un vaso diventava inattiva. Il microonde invece, siccome sfrutta il movimento delle molecole d'acqua, non ha nessun tipo di difficoltà e quindi riesce ad essere efficace anche in vicinanza di una struttura vascolare, e il fegato è un organo vascolarizzatissimo, quindi un organo che questo problema ce l'ha. Microonde, termoablazione, va bene, radiofrequenza, chirurgia, la chemioembolizzazione per via angiografica, vede come l'approccio è veramente multidisciplinare e generalmente tendiamo a non fermarci più. Le dico solo una cosa che mi ricordo agli inizi della mia attività quando ero giovane laureato, un paziente con metastasi epatiche veniva avviato a una chemioterapia e si diceva guardi, si parlava con i parenti, c'è più nulla da fare. Oggi le metastasi per esempio da tumore del colon retto, sono metastasi che hanno un'indicazione chirurgica e chemioterapica e lavoriamo lì di concerto con gli oncologi, ma non ci fermiamo mai, addirittura fino ad arrivare al punto, e lo sottolineo in pazienti assolutamente selezionati, in cui è possibile addirittura poter porre un'indicazione trapiantologica. A Padova abbiamo iniziato con un programma trapiantologico nell'ambito di uno studio selezionato multicentrico, siamo con Parigi, con Bologna, quindi una serie di altri centri, e stiamo valutando questa possibilità. Però ribadisco, su pazienti molto molto selezionati, perché lì subentrano tutta una serie di problematiche immunologiche, problematiche di tipo di terapia post-trapianto che devono essere valutate. Però c'è anche questa chance, quindi è importante che gli ascoltatori sappiano che metastasi da tumore del colon non è la fine, anzi è l'inizio, spesso è l'inizio di un percorso molto articolato. Senta professore, un flash prima di andare in pubblicità. Lei ci ha parlato di queste nuove frontiere, queste nuove tecniche, che risposta si sta avendo? L'introduzione assolutamente buona. Io ho portato qui a Treviso da ottobre per esempio la tecnica della termoablazione per via laparoscopica e abbiamo fatto già più di 50 casi e stanno andando bene, ottima risposta dal punto di vista terapeutica, ottima risposta anche da parte dei pazienti, perché vedo che i pazienti sono tecniche mini-invasive, sono 2-3 giorni di ricovero, il paziente poi va a casa e generalmente questo ci consente di dare risposta soprattutto a quelle lesioni su fegati cirrotici che non potrebbero essere resecati e ci consentono anche di utilizzare questo tipo di trattamento per renderlo preparatorio a un eventuale trapianto poi, che sarà il trattamento definitivo per alcuni di questi malati. Certo. Quindi ci inseriamo all'interno di un percorso. Certamente. Dunque noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi.
Ultima parte di Ore 13 in diretta ancora insieme, abbiamo parlato di tumori del fegato, delle vie biliari, abbiamo parlato di diagnosi, cura, parliamo ora di prevenzione. Cosa deve fare un soggetto sano per cercare di prevenire queste patologie? Allora, qui entriamo nell'ambito degli stili di vita. Ne abbiamo già parlato all'inizio, però è fondamentale che vengano rispettate alcune regole banali se vogliamo, note a tutti, poi quando ci si va a tavola magari se ne si dimentica, però è fondamentale come il soggetto sano, per mantenere la sua integrità, deve continuare a utilizzare un'alimentazione sana e corretta. Cosa vuol dire? Io consiglio sempre dieta mediterranea, quindi proteine, preferire le proteine vegetali rispetto alle proteine animali, che non devono comunque essere eliminate, quindi tanta frutta, verdura, legumi per esempio, abbondante idratazione per il paziente, ecco, evitare o ridurre in qualche modo i grassi animali. Va bene, assolutamente dobbiamo cercare di contenere il consumo degli alcolici, va bene, minimi quantitativi sono consentiti, secondo alcuni hanno anche un effetto antiossidante, vino rosso per esempio, però chiaro che lì bisogna fare molta attenzione. L'alcol è una sostanza tossica che viene propriamente metabolizzata, inattivata dal fegato, lo costringe a lavorare. Oltre all'alcol, va bene, è fondamentale che il paziente, il soggetto normale, non fumi. Il fumo è assolutamente una delle cause certe di neoplasia, per cui io non fumo e quindi sono generalmente drastico con i miei pazienti, non consento neanche una sigaretta, la sigaretta di Zeno, no, nemmeno quella. Altro aspetto importantissimo poi è cercare di evitare la sedentarietà. Il paziente deve muoversi, bastano anche, lo dicono sempre i miei amici cardiologi, un paio di chilometri al giorno, che sono tutto sommato ampiamente raggiungibili da tutti, per avere una vita, diciamo così, con una motilità tale da preservare anche alcune problematiche dal punto di vista quindi non solo del fegato ma anche del cuore. L'aspetto poi fondamentale è quello di, al di là di quelli che possono essere gli stili di vita, avere la buona abitudine di contattare, di sentire almeno una volta all'anno il proprio medico curante, fare un check-up con gli esami del sangue e una visita del curante, che poi deciderà o meno se approfondire anche sulla scorta degli esami biomorali valutati, se approfondire magari con un'ecografia. Certo, lei poco fa parlava di cibi, ci sono dei cibi, degli alimenti che sono particolarmente benefici, potremmo dire così, legumi, frutta e verdura, frutta secca soprattutto. Anche la frutta secca, le nuove teorie dei nostri nutrizionisti sono proprio queste, cioè ci si sposta anche verso il consigliare ai pazienti l'assunzione per esempio del noci, mandorle, che sono tutti quanti cibi magari ricchi di acidi omega 3 e che contengono poi al loro interno anche dei principi antiossidanti, vitamina A, la vitamina D, questa riguarda il calcio, ma la vitamina A e la vitamina E, che possono avere una validità sotto questo profilo, cioè l'aspetto, tutto quell'ampio capitolo degli antiossidanti, che quindi sono quelli anti-invecchiamento, così come vengono conosciuti, ma che al di là di un aspetto estetico servono invece per prevenire tutta una serie di problematiche di invecchiamento dei tessuti, quindi anche di possibile degenerazione cellulare. Il pesce, come stiamo vedendo? Il pesce poi deve essere pesce buono, ovviamente, perché lì il vero problema è che non sia pesce in qualche modo contaminato, ma comunque nell'ambito di quella che io ho sintetizzato come dieta mediterranea, ovviamente frutta e verdura, ma soprattutto il pesce, da alternare ovviamente, non sostituire ovviamente la carne, magari la carne che deve essere carne bianca, carne rossa alternata, ma il pesce è sicuramente fondamentale, anche questo perché è ricco di acidi omega 3 e poi di antiossidanti, quindi è sicuramente un elemento che deve essere presente sulla nostra tavola costantemente durante la settimana. Ricapitolando, no abuso di alcol, no fumo, attività fisica, una dieta equilibrata, ma fondamentale il ruolo della diagnosi precoce, quindi ogni tanto, una volta all'anno, bene fare un check-up completo. L'ULSS 2 si batte molto su
questo, con delle campagne di screening periodiche che sono davvero fondamentali per tutta la cittadinanza. L'USL ha investito molto in termini di risorse e di personale. Noi abbiamo tutto un programma di screening, per esempio per la prevenzione delle neoplasie del colon. Dopo i 50 anni tutti i cittadini della Marca vengono invitati ad eseguire il test del sangue occulto nelle feci per poter vedere se si individua del sangue. Questo potrebbe essere rappresentativo di una neoplasia del colon. Se sì, il malato poi viene avviato, fa una coloscopia, quindi vedete che tipo di coinvolgimento di risorse, di strutture e di personale avviene in questo sforzo. Questa è la prossima battaglia, che sarà quella di provare a vedere se riusciamo a attivare un programma di screening anche per quanto riguarda le patologie del fegato, vale a dire nel paziente, magari nel soggetto sano, l'esecuzione di queste transaminasi, come abbiamo detto prima, gli esami biomorali ed eventualmente un'ecografia, oppure ancora meglio nel paziente che ha già una patologia nota, quindi entriamo dalla prevenzione primaria che riguarda il soggetto sano, entriamo nella prevenzione secondaria, cioè il malato che ha già una patologia in atto, cercare di prevenire l'insorgenza o cogliere nella fase precoce l'insorgenza del tumore, per esempio il cirrotico che fa gli esami del sangue con i marcatori e magari l'ecografia nell'ambito di un progetto di sorveglianza con una cadenza all'incirca semestrale. E questo sarebbe davvero fondamentale, non soltanto in termini economici, perché sarebbe insomma poi un risparmio per il sistema sanitario, ma proprio per un discorso più ampio, quindi di salute della popolazione, no? Diciamo che la prevenzione cosa ci consente? Ci consente in primo luogo di svolgere quella che è la nostra mission, quella di dare salute al cittadino, di prevenire l'insorgenza della malattia, ma dall'altro lato quindi non solo un impegno etico, ma anche un impegno dal punto di vista economico. Perché? Perché se da un lato noi spostiamo delle risorse sul versante della prevenzione, queste risorse le utilizziamo per prevenire, ma non le utilizzeremo invece più per magari trattare il malato che ci entra in ospedale con una neoplasia già avanzata. Quindi prevenire, individuare la neoplasia quando è ancora piccola ci consente di trattarla più precocemente, con risultati migliori, con minori tempi di degenza e magari con l'impegno e la ragionevole probabilità di guarire il nostro malato. Il tempo a nostra disposizione è terminato purtroppo. Io ringrazio davvero il professor Giacomo Zanus, direttore della quarta chirurgia all'ospedale Ca' Fonscello di Treviso, di averci raccontato, spiegato, insomma di essere andato anche nel dettaglio del tema di oggi. Grazie davvero. Grazie a lei, grazie anche a tutti i telespettatori di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.